O bianco o nero vi è offerto da Pasta Zara. Carissimi telespettatori di O Bianco o Nero, bentornati in piazza a una settimana di distanza. Questa sera ci vorremmo occupare di energie alternative. Sotto l'emozione di Fukushima oramai ne siamo usciti da un anno e quindi apparentemente ci parrebbe che quella storia è una storia talmente lontana che non tocca più nessuno. Invece i metalli contenenti proprio dal reattore nucleare viaggiano e viaggeranno ancora per 20.000 anni, quindi vogliamo dire che forse le tecnologie che risalgono veramente a tanti anni fa, come il progetto nucleare, bisognerebbe abbandonarlo perché ci sono fonti alternative che perlomeno avrebbero bisogno di maggiore attenzione e maggior pubblicizzazione. Noi cerchiamo oggi di parlare con degli ospiti proprio di quelle che sono le nuove tecnologie a servizio assolutamente dei cittadini, di coloro che in qualche maniera potrebbero usufruirne qualora avessero dei sindaci, ma non soltanto, anche degli assessori, e poi andiamo avanti con i nostri politici un po' più lungimiranti. Credere di più sulle tecnologie avanzate proprio per renderci la vita meno onerosa. Grazie al sindaco di Rossano Veneto Gilberto Trevisan, che sei qua con noi. Poi per altre energie abbiamo anche Alessandra Carlotto, grazie per essere con noi, buonasera, e Stefano Illetterati. Allora, precisiamo una cosa, noi non vogliamo dire che il fotovoltaico è la manna del cielo e che ci farà diventare tutti ricchi, però cominciamo a pensare che dal fotovoltaico potremo aprire un ragionamento più democratico a servizio veramente della gente. Poi vedremo di sviluppare le varie tecnologie che oggi ci sono insieme al nostro sindaco. È corretto? È corretto, soprattutto perché l'energia solare è un'energia democratica, effettivamente il sole ce l'hanno tutti, si può installare nella maggior parte degli involucri o comunque delle case. Si va a installare soprattutto dove c'è una parte, dove c'è il tetto, che è una parte morta dell'edificio, comunque che non produce, per cui non si va a intaccare nell'ambiente, si va a porre dei moduli fotovoltaici su una superficie, in qualsiasi caso, che non va a compromettere lo spazio pubblico o in generale la movimentazione della stessa persona. Ci sono dei punti morti delle case dove varrebbe la pena. Anche in fase di costruzione si possono inserire questi pannelli fotovoltaici e farli diventare anche gradevoli dal punto di vista architettonico. Infatti molta dell'evoluzione che si sta anche un po' studiando è sull'integrazione architettonica, cioè come far rientrare il modulo fotovoltaico all'interno di un edificio senza che questo possa provocare o comunque dare una spinta maggiore anche innovativa allo stesso edificio. Quali sono i maggiori contrasti che trovate, a parte dalla burocrazia che insomma la state subendo pesantemente, ma la gente forse non sa o non conosce esattamente quello che potrebbe essere per loro? Un vantaggio, anche in vantaggio economico. Chiaramente quando le persone si approcciano a un qualcosa che non conoscono, ci siamo noi, vengono da noi e noi gli forniamo tutte le informazioni necessarie. La signora Maria vuole spendere meno come... Ecco, quello è un punto un po' dolente. Allora, il costo, perché ovviamente tutti tendono a voler ottenere il massimo al minor costo possibile, cioè quindi che spenda poco. Sì, però se spendi poco forse non puoi avere il meglio, ecco. Il mio collega Stefano conosce molto di più l'aspetto commerciale, diciamo, quindi lui ne sa di più in questo caso ed è lui che combatte con la signora Maria o col signor Mario in genere. Ma io parlo di costi perché, Gilberto, parliamoci chiaro, qua o si è, lasciamela dire, o si è un po' lungimiranti, o si è, facciamo finta di niente, e allora le cose vanno. Ma guarda, io con i costi, per esempio, usando semplici numeri, sono quelli che convincono proprio la signora Maria e il signor Mario. Qui magari abbiamo qualcuno che se ne parla di più. Facciamo un piccolo esempio, no? Allora, un impianto da 3 kg, oggi sopra il tetto di una casa privata, viene a costare intorno ai 7-8 mila euro.
intorno ai 2200, 2100. C'è chi lo fa a 1600, tanto per dire, no? Ma non lo consiglio perché non so che pannelli sono, certo. Sono quelli che arrivano dalle Cina timbrati Europa. Avete capito perché abbiamo invitato il bene, sindaco, no? Allora io dico, ecco, bene, allora io devo convincere che 8.000 euro, io ce l'ho con le banche per esempio, nel conto corrente di un normale cittadino con casa propria, 8.000 euro all'interno del conto corrente sono destinati a sparire. Prima di tutto non prendono niente. Se conoscono il direttore forse gli garantisco gli 8.000 euro, ma gli 8.000 euro sopra il tetto della propria casa, facendo 4 conti, no? Con gli incentivi del 2012, non vado oltre, io parlo di quelli che diciamo adesso, no? Abbiamo i primi 6 mesi, mi sembra che prendiamo un 0,278, mi pare, no? E nei secondi 6 mesi cadiamo a un 0,252. Vuol dire che anche col 0,252 noi siamo ancora competitivi per garantire a un cittadino qualsiasi che si prende 8.000 euro dal conto corrente e lo mette sopra la casa, che già ci guadagna soldi. Io ho fatto un calcolo di 818 euro all'anno. Quale istituto bancario oggi gli garantisce al cittadino un interesse pari al 10%? Sto calcolando il minimo, non faccio mai i calcoli per eccesso ma per difetto. Con bollette alla mano di chi sta già usufruendo esatto. di questi incentivi. È vero o non è vero che già da circa 10 anni gli investitori stranieri, specie gli spagnoli, hanno investito vedendoci oltre, vedendo prima di noi italiani sul nostro suolo e ne stanno beneficiando ancora oggi? Certo, perché la tariffa incentivante comunque è una tariffa molto golosa. L'abbiamo fatta agli altri, però noi non ci siamo cascati sì, come peri. È vero anche per certi versi che per far iniziare qualsiasi tipo di attività o comunque per far sviluppare un tipo di prodotto, gli incentivi hanno sempre servito. Cioè, ha sempre certo. voluto un volano per far partire l'economia, c'è sempre voluto un piccolo volano. È che questo volano dovrebbe essere costante con l'andamento del mercato o in base all'esigenza, in modo da permettere sia alla signora Maria, che oggi dice sì, spendo 8.000 euro e so che lo Stato mi remunera in tot anni il doppio del capitale, un po' di più del doppio del capitale, faccio del bene e risparmio, però sono certo. Il momento che c'è in questo momento, al di là di che i grandi capitali sono venuti dall'estero e hanno investito nel sud Italia, perché logicamente il sole è molto più forte nel sud Italia, per cui c'è una remunerazione del conto energia molto più elevata, ma di dire anche ho la possibilità di farlo in maniera piccola. E adesso come adesso il conto energia non ci dà una prospettiva di lavorare in maniera costante nel tempo. Chiudiamo poi questa prima parte, che è la parte, diciamo così, che testimonia il fatto che per i cittadini ci sono delle alternative per risparmiare, però un passo dobbiamo farlo anche noi cittadini stessi. A me viene in mente una cosa, Gilberto, mi piacerebbe che i bambini andassero in un camper un mese all'anno per capire cosa vuol dire stare attenti a non consumare molto, lavarsi i denti con quella poca acqua che c'è, perché se facciamo i conti noi è un popolo il nostro di pigroni, siamo anche molto viziati, quindi credo che non si possa fare un discorso di tecnologie avanzate se non mettiamo anche il costo della cultura da dover adottare. Anche lì dobbiamo sempre usare il sistema molto molto semplice. Non so se tu ti rifai un passaggio che ho fatto tanto tempo fa, proprio forse una trasmissione di Bianco o Nero qui, no? Ti avevo fatto un esempio. Noi quando siamo andati a scuola ci hanno insegnato che alla mattina il sole sorge, riscalda l'acqua, forma le nuvole formano l'acqua scende, l'erba cresce, c'è questo ciclo, no? Io ho detto che con l'arrivo del fotovoltaico abbiamo aperto un'epoca completamente nuova. Se noi all'interno di questo ciclo, facile da capire perché l'abbiamo imparato tutti e lo conosciamo, gli spieghiamo al bambino, no? Ecco uno dei principi che alcune aziende io sto spingendo a fare, educazione su questa cosa qua, spiegargli che all'interno di questo arco che il sole fa, l'uomo, l'intelligenza, ci ha messo di mezzo un pannello fotovoltaico e quel pannello cattura dell'energia che comunque sarebbe sprecata, oltre a fare queste cose ne fa qualcuno in più, vuol dire che questo bambino capisce che il trenino di casa sua può funzionare con quel pannello alimentato dal sole, capisce che la lavatrice della mamma potrebbe funzionare con qualcosa alimentato dal sole. Ecco quando che dico l'arrivo del fotovoltaico per me come amministratore ha aperto un'epoca nuova che mi dice meno consumo di petrolio. Allora entriamo sul dettaglio, perché adesso bisogna anche poi dopo far capire alla gente, insomma non è facile cambiare la mentalità, perché come è vero che il mondo economico è un po' strano in Italia, viene in mente le macchine, no? Classe 0, poi dopo B, A+,
insomma hanno venduto molte macchine che oggi inquinano più quelle nuove che quelle vecchie, però hanno creato la condizione di dire se non ho quel tipo di macchina io sono un pirla, cioè inquino molto. Però il messaggio era arrivato, no? Ma nelle case non succede così, non c'è una casa di classe A, o perlomeno si tenta adesso, un po' dall'Alto Adige hanno iniziato, ma una casa di classe A dovrebbe essere qualcosa di importante da far capire veramente alle persone che hanno un'abitazione. Diciamo che una casa di classe A deve fin dall'inizio pensare che tipo di materiali usare, perché una classe A vuol dire consumare meno, vuol dire trattenere più il caldo quando è inverno e mantenere il freddo d'estate, vuol dire coinventare in maniera tale di avere meno sprechi, e si comincia proprio con dei materiali appositi, con dei muri particolari per esempio. Io questi giorni sto valutando molto seriamente un tipo di muratura che non ha conduzione termica tra interno e esterno, con particolari accorgimenti, che rispecchia quello che sono le regole dell'urbanistica, case antisismiche, perché sappiamo benissimo che per creare una casa antisismica devi usare pilastri e travi, ma guarda caso pilastri e travi poi devono essere accoppiati a materiali diversi. Io quando appoggio un bimattone su un pilastro in getto, sono due materiali diversi che si comportano in maniera diversa, ma all'interno creano delle fessure, e quelle fessure poi devono essere coinventate con un cappotto classico, con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro. Ecco, oggi ci sono tecnologie nuove che nascono esattamente le case con i muri senza pilastri, che non servono, ma bensì tutto il muro diventa un pilastro armato, isolato in una maniera termica molto molto avanzata, con K termici 0,21, sono numeri che sentono gli architetti, certo, spalancano gli occhi e le orecchie, addirittura 0,16, no? Con queste percentuali possiamo già pensare che già dal momento che una casa cresce è già una casa destinata a essere una classe A, al massimo che poi, per stare attenti con i serramenti e tutto il resto, ma già partire con una buona muratura per andare sul classe A vuol dire avere una casa che non crea sprechi quando io l'andrò a usare. E soprattutto non si buttano via soldi, perché questa poi dopo, uno che vuol fare un riscaldamento, chiaramente bisogna che chiuda bene le finestre, che abbia una casa, che oggi si possono coinventare anche le case vecchie all'interno, quindi sono le tecnologie. E poi addirittura come funziona il discorso? Se io consumo molto, addirittura più consumo meglio è, perché poi rivendo all'Enel, se non sbaglio, le eccedenze. Qui parlando di fotovoltaico, quindi di produzione di energia, sì, diciamo che nell'ottica di un impianto domestico non si può parlare di vendita, perché il regime in quel caso si chiama scambio sul posto, e cosa significa? Che la produzione va a coprire i fabbisogni dell'utenza domestica. Perché non c'è sempre il chiaro e poi tante volte hai bisogno ancora di riceverne di energia. Certo, quindi cosa succede? Che la Nostra Signora Maria di giorno ha un impianto che produce energia e la immagazzina in rete, cioè la rete di Enel costituisce un banco. Esatto, è come se fosse una banca, un pozzetto dove la sua energia va a finire. Durante il periodo di funzionamento dell'impianto, che va dalle 6 di mattina adesso più o meno fino alle 7 di sera, quello che è, ecco, le 8 quando poi andremo avanti con la stagione, esatto, e l'utenza in ogni caso richiama energia e la prima energia che consuma è quella prodotta dall'impianto. Quindi c'è anche un richiamo di energia dalla rete inferiore rispetto a quello che si avrebbe senza avere il nostro impianto fotovoltaico sul tetto. Vedo che sei un po' titubante. Sì, no, è giusto quello che dice. Naturalmente lei ha fatto un classico esempio perfetto, no? Parla di scambio sul posto ed è corretto quando parliamo di un consumo normale. C'è quel cittadino che magari è più azzardato di un altro, che vuole dimensionare l'impianto in maniera un po' di più, e invece dei 3 kg magari va a finire ai 6, agli 8, ai 10, quello, oltre ad avere uno scambio sul posto, ha anche un ritorno economico, perché parte dell'energia che non vende praticamente dovrebbe andare in rete. Sì, va in rete, ma non è così. Allora, lo scambio sul posto, quando uno sceglie quel regime, funziona così, che parte l'utenza va in autoconsumo, quindi la produzione viene assorbita istantaneamente dall'utenza. Parte, passa e va in rete e viene richiamata successivamente dall'utenza, ed è questo il vero scambio sul posto. L'energia che viene immessa in rete successivamente viene richiamata e consumata dall'utenza. Questo è il contributo di scambio. GSE corrisponde una quantità, insomma, di denaro corrispondente all'energia
viene io non voglio farle... L'eccedenza, certo. mi permettimi un attimo, l'eccedenza, che è questa di cui parla lei appunto, con lo scambio sul posto è sì possibile chiedere la monetizzazione, ma in quel caso lì viene trattata come se fosse un'operazione commerciale, quindi chi lo fa, ed è un'opzione e non è un obbligo, chi lo fa questa eccedenza poi la dichiarerà nella sua dichiarazione dei redditi. Va bene, ma credo che questo sia un rapporto molto più, diciamo, ma non è la norma? fine, molto più anche arzigogolato. Capisco perché poi dopo ci sono tante inquietudini, perché qua o parliamo chiaro ragazzi, o se no voi non vendete un fotovoltaico manco a morire. Questo lo dico spassionatamente da pubblicitario, nel senso che noi interessa che la casa della signora Maria, la mia, quella dei miei figli, eccetera, sia una casa che possa risparmiare. Allora, cominciamo a dire che la signora Maria di vendere a lei, ne gliene frega proprio un par de ciuffoli, gli piacerebbe però sapere cosa veramente risparmia. Prima tu hai detto, Gilberto, 8.000 euro, le banche in effetti anch'io ce l'ho, perché loro addirittura vai a comprare un cappotto, beccano il 3% sul cappotto, cioè capito, ci fregano i sordi, bisogna dirla la cosa. Guarda Nicola, io ti dico che... Però se io ho bisogno di 8.000 euro per fare un impianto che so che poi dopo alla fine mi porta un vantaggio economico di risparmio. Allora, tu sai, io come amministratore ho fatto impianti grossi nel mio paese. Lì voglio arrivare dopo. E ci ho pensato poco a quelli che sono quelli piccoli, quelli giustamente che per dovere... Un manager parla, un manager può anche parlare di una impiantino da 3 kg, no. Perché dico, il mio paese, 3.200 abitazioni, 1.500 case proprie, non voglio esagerare, la corsa verso i 500 tetti. Tetti così sono numeri, no? Però portiamo tra due i numeri. 500 tetti che mi vanno a ospitare un impianto da 3 kg, sono il tetto, è 1,5 milioni di kilowatt che io vado a produrre. Non è mica una cosa da poco, 1,5 milioni. Vuol dire praticamente, prima di tutto, se costano 8.000 euro all'impianto, io tolgo dalle banche una cosa come 4 milioni di euro dalla speculazione bancaria. E questo già mi piace, mi diverto. Allora però un po' meno. Ecco. Vabbè, ma quello che allora un po' meno, ma io ci danno mica allora, che la finanziano questa trasmissione. Io devo far capire anche questo invece. Certo. Poi io ti dico, hai delle opportunità, se le vuoi cogliere io te le ho dette, poi vedi tu. Certo che io tolgo esattamente dei soldi sulla speculazione, soldi destinati a sparire, lì invece li conservo. Un incentivo di 800 euro all'anno per 20 anni sicuri, perché sono timbrati, firmati, e la garanzia che io mi prendo nei confronti dello Stato, lo Stato si impegna nei miei confronti, e quindi prendo 16.000 euro, più la produzione che quell'impianto produce. Sì che dico, allora, posso prendermi il lusso di dire, apro la finestra, ma che bella giornata, chissà stasera quanto il mio impianto ha prodotto. Ecco, questo dobbiamo far capire al cittadino che non ha grandi capitali, ne ha talmente pochi destinati a sparire che forse sopra il tetto della propria casa non spariscono ma continuano a rimanere, questo è il concetto. Stefano, no? Credo che questa sia una chiave abbastanza comunicativa importante. Sì. Perché alla fine se no non se ne viene fuori. Perché la casa viene vista anche nel concetto di produzione. Adesso in una crisi economica, qualsiasi persona che comincia a produrre e nella propria abitazione, come una volta c'era il granaio erano le risorse della famiglia, certo. No? Tutte le cose si mettevano nel granaio. Oggi può essere Oggi il nostro granaio è il tetto della nostra casa, del nostro edificio, della nostra azienda, della nostra stalla o comunque della nostra cosa. E questo è un fattore sicuramente importante. Un'altra cosa importante è che il risparmio energetico bisogna vederlo, sì, logicamente come risparmiare delle fonti di energia, ok, però non bisogna togliere il star bene, il benessere all'interno della casa. Cioè il risparmio energetico non è che poi noi dobbiamo correre in giro per la casa a spegnere le luci o dobbiamo, non lo so, spegnere il riscaldamento nella stanza da letto perché noi siamo in cucina. Il risparmio energetico deve essere concepito come una forma anche di benessere, cioè che quando tu torni a casa hai un risparmio monetario abbinato a un benessere all'interno della casa. Questo secondo me è la vera scommessa. Vengo di là perché quando mi arriva il gas, quando mi arriva il gas, cioè anche stare bene e poter vivere bene all'interno della propria abitazione o del proprio involucro. Ecco, possiamo dare anche dei dati che non fanno schifo. Il fatto che il risparmio energetico vuol dire anche che le nostre case inquinano molto e quindi potrebbe essere anche quella una chance. Cara la mia Stelina con quel bel viso da bambolotta, è vero o no? Potrebbe essere anche questo un motivo importante da poter dire ai nostri amici che ci guardano da casa per poter investire sul fotovoltaico, perché non inquina. Sì, ma certo, allora il fotovoltaico tra l'altro, ma come un po' tutto risparmio energetico, non è che deve essere visto come un qualcosa
ai soli fini di lucro, secondo me. Cioè, prima di tutto c'è il concetto è divento produttore, oppure risparmio, riqualifico la mia abitazione in maniera da risparmiare il più possibile e investire quello che risparmio in qualcos'altro, che può essere qualcosa che, appunto, come diceva Stefano, aumenta il mio benessere. Che può essere... Io non so come mai fanno fatica, vedo adesso, ne vediamo molti, anche i nostri telespettatori di casa con questi pannelli, che oltretutto mi pare, Gilberto, sono sempre più avanzati tecnologicamente. Sì. Poi nasce un giorno, il primo sindaco nel Veneto, se non sbaglio, che doveva essere fuori di testa, ma io ti conosco e so che non lo sei, ma sei un pubblicitario, e i pubblicitari sono curiosi di natura, è vero? Sì, diciamo che c'è la curiosità è dentro. Alle volte tanto curiosi da farci anche male. Vabbè, però insomma sono i curiosi che hanno visto che noi viviamo sull'albero delle ciliegie, c'è un mondo. Per esempio, ho colto un passaggio poc'anzi, lui che dice il fotovoltaico deve essere inteso non qualcosa dove ti vai a sacrificare, perché non si sacrifica niente, anzi il benessere deve essere tale e quale, se non che di più. Certo. Che vuol dire un fotovoltaico che non fa rinunciare a niente praticamente. Sì, anzi, che non c'hai la signora che tiene la camera da letto come un iceberg, insomma, quando arrivi ti ghiacciano pure, insomma. Perché anche quello, perché a 500 euro al mese, io non so tutti questi sapientoni. Ma ti ricordi quella sera che ti ho fatto l'esempio che la signora Maria, per esempio, passava per assurdo che anche un morto continua a pagare tasse perché pagando quel lumino al cimitero ti arriva la bolletta a fine anno 130 più IVA, imposta a valore aggiunto che lo Stato pretende sul lumino di Antonio morto da 20 anni. Certo. Il nostro paese i morti continuano a pagare le tasse e le paga la signora Maria che è viva. Per assurdo c'è una ditta che cercava un attimino di sfondare. Anche quel lumino, se noi vogliamo, basta alimentarlo con un piccolo pannellino fotovoltaico, di giorno si carica, di notte si illumina e non si paga niente. E non abbiamo rinunciato a niente, ma in tasca ci sono rimasti 130 euro più IVA della signora Maria che non spenderebbe più niente perché il lumino si accende col sole. Ma vogliamo dire che la centrale che produce energia comunque ha bisogno anch'essa di petrolio e quindi è un circolo sempre vizioso e siamo con sempre pochi comportamenti dettati veramente, credo, dalla sapienza, chiamatela come volete, ma da qualche accorgimento potremmo veramente vivere una vita diversa, perché alla fine questo è. Come tornando a bomba, caro Gilberto, tu sei stato l'unico comune, il primo comune nel Veneto a mettere in rete Line, sta scatoletta, questo miracolo della tecnologia. Ho copiato. Che tu abbia copiato non me ne frega niente, il fatto è che tu l'hai fatto e hai avuto il coraggio di farlo, perché vogliamo dire che oggi come oggi, la signora Maria che ha 70 anni, Giuseppe, Mario, non le sanno queste cose perché non hanno il diritto di non saperlo, ma con la tecnologia, con internet si stanno facendo grandi cose. Internet, io sono convinto che nel giro di 2 anni sarà gratuito per tutti, perché tutti quanti le piazze saranno in rete, wifi, e quindi andranno anche a farsi benedire anche loro. Hai messo ogni lampione, l'hai dotato di un cervello, dai, spiegami come. Allora, è chiaro che non nasce da me, ma mi sono un attimo documentato 2 anni fa, perché ho visto che qualche paese lo faceva, soprattutto qualche paesino del sud. Allora mi sono chiesto, ma perché un paesino del sud sta pensando in questa maniera? Perché non lo posso fare anch'io? Mi sono un attimo in testa e ho capito come si poteva fare, no? E qualcuno mi ha spiegato, circa un paio di anni fa, stiamo arrivando adesso alla fine dei lavori, che dotando i nostri lampioni di una specie scatoletta, la chiamo scatoletta perché la gente capisce scatoletta, è inutile che dia un nome difficile, una scatoletta che mi permette di mettere tutti quanti i lampioni in linea tra di loro e tramite la linea elettrica questa scatoletta mi dà la possibilità di creare una rete LAN, cioè vuol dire che io ho una rete esistente che l'ho trasformata, che si trasforma, e in questa rete LAN riesco a gestire per esempio la pubblica illuminazione. Perché tutto ti torna dentro il tuo computer. Esatto, ci sono dati, io praticamente stando in comune oppure collegandomi anche in questo momento con una semplice linea, io entro nella rete della pubblica illuminazione e conosco la vita di tutte le mie lampadine. Ma non sono padrone delle lampadine soltanto perché le accendo o la spengo, sono padrone perché questa lampadina io la comando in tutti i sensi, in quel momento so quanto consuma. Decido io quanto deve consumare dentro ai limiti della tollerabilità. Per esempio la posso abbassare un 30-40% e tu sai che l'occhio non la vede nei momenti che non serve, è inutile che questa funzioni al 100%. Posso decidere questa lavora al 100%, questa qua invece non serve, la abbasso al 70-60%. Ecco, con questo sistema di gestire, no, proprio la parola stessa lo dice gestione, gestisco la mia rete della pubblica illuminazione tramite il computer all'interno del municipio, in questo caso, con delle passe apposta, e mi creo dei programmi di consumo. Sta di fatto che riesco a diminuire il mio consumo in denaro, ecco il discorso
Cioè, per rendere chiaro, non è che tu devi stare là 24 ore al giorno. No, c'è un programma che dice alle 7 di sera una luce, alle 6 del mattino. Ti porto un esempio, Nicola, per dire anche l'efficienza. No, il programma funziona con un sistema ben programmato. Ogni notte i miei lampioni vengono interrogati. C'è un sistema che interrottura mi dice tu come stai, come stai, come stai. E la mattina mi dice guarda che ci sono questo che non sta tanto bene. Anzi, questo è addirittura morto, si è bruciata la lampadina. Ma come si è bruciata la lampadina? Andiamo a vederla questa lampadina. Di chi è? Prendo una lampadina, per dirti risparmio. Ho una lampadina che la ditta me la dà per 1500 ore di funzionamento, bruciata in 6 ore. Oppure 15.000 bruciate in 1500. Tanto l'esempio è quello là. Che hanno la dica, scusa, ma tu mi hai detto che doveva funzionare 15.000 ore, come mai è bruciata 8.000 ore? È tutto scritto e il computer è questa mi cosa. Dice tutto, mi dice esattamente è quando si è bruciata. Il computer con una grande memoria. Perché ogni notte io ho deciso che il mio impianto deve essere interrogato, il computer lo fa, lo va a vedere. Mi dice addirittura, guarda che questa linea, amico, sta funzionando, sta immettendo corrente più di quello che gli serve. Ed è qui che l'Enel ti penalizza e ti mette le penali. Quando tu stai consumando dentro un'intera rete più energia di quella che realmente ti serve. Allora l'impianto, il sistema, questo miracolo sul lampione, va a controbilanciare e mette a posto gli sprechi praticamente. È un beta bloccante. Hai capito? Certo. Sì che tu hai il controllo. Questo ti permette, in un comune come il mio, piccolo comune di Rossano Veneto, circa 1600 lampade, vado a risparmiare circa un 30-40%, vuol dire che su 200.000 euro di spesa della pubblica io ottengo in tasca circa 60-80.000 euro. È chiaro che quando mi chiama il comune grosso, che mi dice, sai, ti ho visto per la televisione, stanno parlando dei lampioni, è quello che hai fatto tu, Trevisan? Sì, quello che ho fatto io. Ma scusa, ma tu quante lampade hai? 1600. Ma quanto risparmi? Dai 60 agli 80.000 euro l'anno. 1600. Io ne ho 16.000. E subito fai i conti, no? Vedi, poi tu conosci la zona come la conosco io vado su per l'altipiano di Asiago, mi fermo al Bellavista, c'è un panorama stupendo, guardo giù e vedo tutto quanto questa pianura e vedo milioni e milioni di lampadine. E mi dico, ma se io le potessi comandare tutte, se io con 1600 metto in tasca 80.000 euro all'anno, se ho in mano questi miliardi di lampadine, quanto meno spreco di energia è che c'è, quanto meno carburante per produrla è che risparmio, quanti soldi si tengono in mano le pubbliche amministrazioni? Questo mi sto chiedendo e sto cercando anche di darmi delle risposte. Stefano, allora dovresti pagarci questa trasmissione, ci diamo di quelle idee, anche se sono esagerate, ci meriterebbe un applauso. Perché io credo che alla fine, lui dice tanti del sud, mi viene in mente il Rinascimento è un fatto totalmente, esclusivamente italiano ed è proprio nato dal sud anche il Rinascimento italiano, no? Quindi evidentemente qualcosa gli amici del sud hanno nella testa perché hanno anche l'ingegno. Dobbiamo fare i conti, credo, e comunicando, voi siete i primi comunicatori, il Tucur, il porta a porta, la gente ce l'avete voi. Sul fatto dobbiamo tornare a risparmiare, perché se il risparmio lo intendiamo come ce l'ha detto e ce l'ha descritto Gilberto, il risparmio non è che dici risparmio per non avere nulla, risparmio per avere soldi, per avere qualcosa in più, perché sennò credo che la signora faccia fatica con 500 euro al mese a tirare, insomma. Certo, questo sicuramente è una cosa vera. La stessa pubblicità è lo stesso Stato che dovrebbe, tramite le amministrazioni, come sta già facendo il Comune, di valorizzare questo tipo di scelte. La cosa che sicuramente magari nel fotovoltaico, nel caso specifico nostro, è molto interessante è per esempio lo smaltimento dell'Eternit, che ora come ora o molti comuni lo impongono o perché la stessa fine della vita dell'Eternit tramite che si sfalda e la polvere di questo genere vengono tolte. Una cosa molto interessante anche per fare del bene dell'ambiente è riposizionare un tetto togliendo l'Eternit con il fotovoltaico. Qui ci sarebbe anche, anzi tuttora c'è un incentivo superiore per chi toglie, ci sono 5 centesimi in più per ogni kilowatt, per cui il progresso delle tecnologie, le tecnologie alternative e comunque delle fonti rinnovabili vanno a pari passo anche con l'ambiente e anche questo a diminuire per certi versi certi costi comunali. Ho visto alcuni dati sull'Eternit, ne abbiamo ancora a valanghe ragazzi, specie in Veneto, è una cosa spaventosa.
questo è uno dei settori ora trainanti, un po' perché i comuni impongono di toglierlo, un po' perché la fine dell'Ethernet ormai siamo arrivati alla fine e abbiamo visto che non c'è una grossa convenienza a livello anche di risparmio, perché l'Ethernet è di là una lamiera che non porta niente, porta solo caldo e freddo. Sì, e da quel punto di vista li fa anche poco bene, per cui sicuramente... Ma pensa che quello che ha inventato l'Ethernet è uno svizzero, tanto per dire, no? Che poi dopo, quando ha visto che ha fatto Eternità, perché noi abbiamo questi cervelloni, no? Titanic, cazzo, poi 3 chilometri è andata giù. C'è stato uno che mi ricordo veramente tanti anni fa, si chiamava, era un francese, poi mandiamo la pubblicità, gli umili, no? Voleva fare il giro del mondo a vela, no? E ha chiamato la barchetta Pourquoi pas? Cazzo è andato e tornato. Ha detto perché no, con una barchetta, noi invece noi Titanic, Eternit, Eterno. Questo poi ha inventato gli orologi di Swatch e andava in giro a dire, li vendeva un botto, perché costavano l'ira di Dio, costavano niente. Cioè, beni emozionali, cioè uno doveva comprare lo stesso Swatch, 100 uguali, no? Però uno era un po' diverso dall'altro perché quando li guardava si emozionava. Quindi la signora Maria deve capire che il grano ce l'hanno fregato in questi anni e tanto, vero? È la comunicazione, pubblicità, se no Gianni mi fa. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante dotato di 60 coperti è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Quante storie in questa piazza, che bella trasmissione che facciamo però, Gilberto. No, veramente, guarda. Se ne scoprono tutti i colori, insomma. Sì. Allora, io sono propenso a pensare sempre che il messaggio che voi portate, vogliamo dire, non siete gli unici che spendete per il fotovoltaico, giustamente voi avete un'azienda e giustamente dovete guadagnare i soldi, perché alla fine oggi chi lavora è un benemerito perché non pesa agli altri. Noi invece stiamo vedendo che purtroppo ci siamo accorti, non ce ne siamo accorti negli anni '80 che andavamo in un precipizio, ci siamo accorti che lavorano in pochi in Italia e quindi la cosa si è capovolta, insomma, quindi chi lavora è già un benemerito. Invece per la cultura è anche un po' veneta, no? Quello che fa Ischei è un po' invidiato, sì. È vero, e non va bene questa, è una cultura che a me non piace per niente, perché vuol dire, in America, noi importiamo le sciocchezze dall'America, credo, poi dopo se voi siete d'accordo, bene, se non siete d'accordo uguale perché comando io, scherziamo, però in America importiamo le sciocchezze ma non importiamo la loro voglia, anzi la loro poca invidia che hanno rispetto a coloro che hanno successo.
sarà anche per questioni religiose che tutto quello che fanno se lo porteranno un domani come benemerenza anche in paradiso, i protestanti, però sta di fatto che là non è un'invidia. Se uno è affermato, è apprezzato, se uno ha un'idea brillante, è caldeggiato, là c'è sempre fai qualcosa piuttosto che piangerti addosso. In Italia questo qua è un procedimento che va all'incontrario ed è un deterrente, credo, anche per voi, perché state veramente lottando contro i mulini a vento, perché ogni momento cercano di mettervi qualche cosa. Ma certamente, infatti, se parliamo di ditta e parlo da amministratore, guardo un po' la politica e dico anche l'azienda, no? Che sta investendo molto, che sta facendo agricoltura, perché bisogna anche far capire cosa vuol dire. Cioè, viva Dio! Oggi con che certezza è che sta lavorando? Sta lavorando con l'incertezza, perché abbiamo detto prima, no? Abbiamo un qualcosa di numerico fino alla fine del 2012, poi non si sa. Questo non si sa, crea incertezza. Questa azienda dice, ma continuo per questa strada? Alessandra, è così? No, stavo infatti per fermarla, perché magari avessimo la certezza fino a fine del 2012, perché pare che si stia ridiscutendo nuovamente il conto energia, ma è una notizia della settimana scorsa, sì. Ecco, di venerdì tra l'altro, è uscita una bozza sì, nuova. È una bozza questa. È una bozza, ecco, tra l'altro ne girano più copie discordanti anche una dall'altra, però siccome non c'è stata nessuna smentita ufficiale da parte del Ministero dello Sviluppo Ci sono aziende Economico, quotate in borsa che fanno fotovoltaico? Penso di sì, quindi credo sì, che queste bozze tante volte servano certamente. Alzare. Comunque stiamo arrivando a un quinto conto energia. Io dico sempre una cosa, abbiate fiducia, fate qualcosa per essere sulla strada giusta, perché poi dopo nella borsa c'è pure la Roma Calcio, la Juve Calcio, cioè voglio dire, giochiamo proprio in borsa. Sì, il problema è l'incertezza. Sì, certo. Allora, la cosa bella del fotovoltaico è che al di là che, come in tutte le cose, ci sono le grandi aziende che si occupano sul territorio nazionale di certi tipi di progetti, poi ci sono le microaziende come le nostre. Una cosa positiva della microazienda è che all'interno dell'energia alternativa lavorano un sacco di altri settori, lavora l'edile, lavora chi smaltisce l'Ethernet, lavora chi fa l'elettricista. Quanti sono? Io 100.000 mi pare. Fino all'anno scorso eravamo circa 200.000. 200.000. Io penso che già un 10% all'inizio dell'anno l'abbiamo già perso, perché appunto lo Stato in questo caso non ci dà una prospettiva fissa di 200.000 lavoratori. 200.000. Per molti meno la Fiat ha fatto fare la rivoluzione in Italia, credo. Se noi pensiamo addirittura che il Veneto, e specialmente il Treviso, Vicenza e Padova, sono chiamati la Silicon Valley dell'Italia, cioè qualsiasi persona che ha un problema di fotovoltaico in Italia viene qui. Sai perché sto dalla vostra parte? E lo dico chiaro, perché ho sentito di quelle sciocchezze, ma è vero che voi poi inquinate. Cioè, dimmi la verità, voi con questi pannelli rompete le balle, perché poi dopo dovete... Allora, c'è una ditta, una famosissima ditta, l'Helios Technology Carmignano del Brenta, che addirittura loro hanno brevettato un sistema di riciclo del proprio materiale che viene scartato dalla produzione come materiale inerme, per cui hanno la possibilità, come tantissime altre ditte, di smaltire i propri componenti, il silicio, che è sabbia, poi il silicio è sabbia, ci sono due particolarità, il silicio monocristallino arriva dagli scarti dell'elettronica, il silicio policristallino viene dalla natura, per cui è possibile trasformare gli scarti di lavorazione in materiali inerti. Quanto più inquinante è un computer? Sicuramente è molto più inquinante un computer, addirittura perché adesso come adesso i moduli fotovoltaici si possono portare in discarica, logicamente tolto il vetro, tolto l'alluminio, intorno tolto la cornice. Ma l'alluminio si recupera. L'alluminio si recupera, volendo potrebbe avere anche valore da quel punto di vista lì, per cui potrebbe nascere anche lì, e sicuramente nasceranno in uno sviluppo nei prossimi anni, le aziende che vanno a riciclare questo tipo di materiale. Per cui è un fattore che crea sviluppo, crea energia, crea risparmio e crea anche denaro. Allora, mi vengono in mente tante cose, Gilberto. Io ho un amico che lavora in un... sai dove fa gli ecologi là che fanno la differenziata, no? E mi ha detto, ma sai che mi sto facendo la casa nuova? Sapessi quanta roba nuova che io porto a casa. La gente butta via di tutto. Allora, ma no, non dico una sciocchezza, butta via un computer perfettamente sano perché ha una piccola riga sullo schermo, butta via dei complessi hi-fi per sentire
i CD e i compact disc completamente nuovi, tostapani, eccetera. Siamo un popolo veramente di buontemponi, anche di navigatori e anche un po' cialtroni, però è una parte, la maggior parte della gente avrebbe bisogno che parlassimo chiaro. Qua mi parla di circa 200.000 lavoratori, per la Fiat si è inginocchiata tutta l'Italia, si sta inginocchiando mezza Europa e se non tutto il mondo, perché poi dopo, considerando che quello che gravita intorno alla Fiat in Italia sono 100.000 persone, non sono più le 300.000 persone che erano 40 anni fa. Quindi credo che sia una grave per quello cosa. Che si diceva prima, giustamente concordo, è proprio l'incertezza, no? Che in questo caso la politica mette in difficoltà le aziende che alla fine non possono più fare programmi di crescita. Soltanto il fatto di dire no, non sappiamo se nel 2013 o nei prossimi 6 mesi del 2012 questo incentivo c'è o non c'è, il settore va completamente salta in crisi, palle all'aria. Cioè è un collasso questo qua, c'è poco da fare. Parliamo invece io spero che nel 2013 venga nuovamente rimesso io mi in auguro, gioco, perché altrimenti... Guarda, siamo in un'epoca, cioè siamo in una svolta epocale, come dicono l'articolo 18, abbiamo sentito la Fornero, dice è una svolta epocale, noi stiamo facendo il lavoro che altri non potevano permetterselo, perché chiaramente non li voti più, questo essendo un governo tecnico si possono permettere. Io mi auguro, guarda, sono scevro da ogni tipo di compromesso, non sono né di destra né di sinistra, le uso stasera soltanto per andare a casa, voglio sperare che sia una cosa eccezionale che possa mettere in piedi questo Paese, però si mette in piedi creando lavoro, perché capisco io tutte queste leggi, ma se tu mi togli i posti di lavoro credo che sia una grande sciocchezza, quindi io dico speriamo che lo facciano, perché sennò veramente alla fine della vostra legislatura andiamo a fare i conti, vi piglieremo a pernacchie, perché comunque loro i soldi li prendono anche molti, però voglio dire 200.000 posti di lavoro per me sono molti, sono una cosa importante da poter custodire, perché non ne abbiamo più. È vero o non è vero, Gilberto? Tu prova a pensare a questa gente, no, che si rivolge, suona il campanello degli enti pubblici, dove vanno? E così succede anche adesso, non è che... Parliamo delle cose belle, tu prima mi hai raccontato microfoni spenti, la trasmissione più bella. Tu mi hai detto che questo scatolotto che invece è stato presentato l'Umpi alla fiera del Levante a Bari, che è una delle fiere più importanti. Io ho seguito un paio di fiere, perché ripeto, da amministratore che vado a spendere soldi pubblici devo essere anche attento. E scommetto che ti dicono sei andato con la macchina dell'azienda, del comune, è vero, ti tacciano anche di quello. Non importa che risparmi 80.000 euro, ma vai via. Perciò quando fai una spesa per l'amministrazione devi essere sicuro che spendi soldi pubblici, perché devi spendere bene, altrimenti poi sai cosa succede, no? E naturalmente ci sono anche le parti curiose, stai parlando del giochetto, di quello che ti ho detto prima, no? Questa scatoletta che dentro, in pratica è una multipresa, viene in mente a me. Nasce da un ragionamento banalissimo, ti dicevo prima, no? Che l'azienda che oggi vanta, forse essere la prima in esclusiva addirittura di questo tipo di scatoletta, oggi studiata da un fisico, no? Ma nasce nella semplicità come le cose, nel momento del bisogno. E come ti dicevo, no? Nasce un momento che negli anni 60 una normativa dello Stato obbligava gli alberghi a mettere quella specie di catenella sulle docce per un discorso di sicurezza, no? C'era l'obbligo di legge, e sugli alberghi della Riviera Romagnola, questo qua si chiama Cattolica, tanto per dire, no? Due amici che avevano questo albergo sono posti il problema di ma come adesso per mettere quell'affare là dobbiamo spaccare muri, muretti, filetti, si mettevano le mani sui cappelli, no? E così si sono un attimino ingegnati e hanno pensato, e la soluzione l'hanno trovata dicendo ma come? Pensando a quello che è quell'aggeggio che usano le mamme per sentire quando il bambino in camera sta dormendo e si sveglia e la mamma in cucina e magari sta facendo le sue cose, no? È un apparecchio agganciato alla rete elettrica della casa, non serve spaccare assolutamente niente, usando la linea elettrica con delle onde convogliate, io mando un segnale in un apparecchio e so cosa succede nell'altra stanza, e perché non fare la stessa cosa su quella catenella nel momento che tiro, nel momento del bisogno, e usando appunto la linea elettrica esistente dell'albergo, senza spaccare niente, sono riusciti a mandare un segnale che mandava un certo tipo di messaggio e diventava un servizio. Ecco, questa è stata la goccia che ha fatto partire che questi due albergatori sono diventati ingegneri, hanno fatto un'azienda e c'è tutto lo sviluppo, perché non è una cosa nuova di adesso, questa scatoletta che chiamo io, è una cosa che c'è da 30 anni, soltanto che adesso hanno trovato il modo di svilupparla
in maniera tale che forse prima non si pensava. Per esempio Venezia, ecco, la Pubblica di Venezia, sono già 15-20 anni che, come si dice, non ha i servizi, non è una città con la rete LAN, ma certe lampade di Venezia sono gestite con questo tipo di scatoletta. Oggi la cosa è diventata più grande, perché oltre a gestire la pubblica illuminazione, come ti dicevo, si possono agganciare altri servizi, la videosorveglianza, per esempio. Sul lampione posso agganciare una lanternina per il wifi, io arrivo, mi siedo in panchina, mi aggancio il mio computer e è gratis, ho il servizio. Oggi siamo i telefonini, fra qualche mese ormai saranno tutti rimpiazzati, quelli vecchi, cioè il mondo è verso lo smartphone, no? Certo, con tutti i suoi servizi. Certo. L'America ha già coperto il 100%, lo smartphone c'è dappertutto, non esiste più. Ecco, questi telefonini funzioneranno con queste reti LAN, perché servono anche i telefonini che stanno funzionando con le nuove tecnologie. Non so, il pronto soccorso, uno si sente male, la carica di una bicicletta elettrica serve da lampione, pannelli informatori. Si dice che a Cesenatico, per esempio, nella Riviera ce ne sono 4, questi pannelli, dove uno durante l'estate spedisce la cartolina via web. Arrivo là, mi faccio la foto, schiaccio il pulsantino e mando via. A 3 mesi da questi totem che sono sul lungomare, in 3 mesi sono spedite ancora come 18.000 cartoline all'interno dei sistemi. Insomma, allora, questa scatoletta non è una cosetta proprio da poco, bisogna imparare Stefano, a gestirla. che anche per voi la comunicazione credo che sia la parte principale per poter far breccia, soprattutto per cercare Gli impianti fotovoltaici sono gestiti e pilotati dalla Smart Town, tanto per dire ecco, si controlla quanto si consuma, come stanno funzionando, quanto stanno caricando, quanto stanno producendo, dove succede anomalia, questa te la segnala subito. È già impiegata nel sistema del fotovoltaico, tanto per dirla. Mi viene in mente che sulla comunicazione potreste fare anche voi molto. Io credo che lei ha la parte più ostica, vero? Quella un po' della parte burocratica. Io sono la parte normativa pesante, e burocratica, sì. Quindi comunico poco. Comunica poco. Sì. E poi diciamo la comunicazione, ma credo che lei con la signora Maria, con la casalinga o con Palun de Casa, insomma, come approccia, come dice, guarda, te risparmi da ne. Come fai a dirlo? È molto più bravo Stefano in questo di me. Io, diciamo, però aiuto comunque la signora Maria, il signor Giuseppe, eccetera, eccetera, una volta che l'impianto è installato, quando devono appunto gestire e monitorare l'impianto attraverso la procedura, il portale messo a disposizione da GSE. E allora mi chiamano per capire come si fa ad entrare, la password, quale uso. E poi all'interno ci sono... Sì, bisogna però educare le persone a diventare autonome, per questo che noi facciamo volentieri questo servizio che è, tra virgolette, un servizio al cliente post, diciamo, installazione impianto. Quanto pesa il fatto che abbiamo una popolazione un po' anziana anche? Quindi quando già se io dico, mio padre dico password, mi manda... non so neanche cosa dire. Sicuramente la popolazione anziana magari per l'informatica è un po' più lenta o un po' più ostica, però devo anche dire che i nostri maggiori clienti sono di popolazione anziana superiore ai 50 anni. Beh, no, da questo punto di vista questo sta rischiando la vita. Cioè, anziano cosa hai detto? Matura, facciamo matura. Ma matura, ma poi non so cosa va. Sopra i 50 anni comunque da questo punto di vista. Ma 50 anni non siamo, cioè se adesso i cinquantenni sono anziani, Gilberto, io non li invito più questo. 50 anni. Insomma, no, ma comunque settantenne fa un po' più fatica. Settantenne sì, fa più fatica a livello informatico, però a livello mentale è molto più predisposto per il prossimo. E soprattutto a risparmiare. E per cui pensa di più alla vita futura del figlio, del nipote, dice ormai sono arrivato in fondo, quello che potevo guadagnare ho guadagnato, adesso posso solo fare del bene. Ma questo è pregevole. Da questo punto che vado a mettere pannelli fotovoltaici o che vado a installare comunque altri sistemi a risparmio energetico, è una cosa che le persone di una certa età cominciano a sentire. In questo caso, noi settantenne, aggiungo io, giustamente, quello che ha detto lei è importantissimo, perché c'è la possibilità di vedere il mio impianto come funziona e cosa sta dando, no? Entrando dentro. Ma quel settantenne, quello guarda il cartaceo, e proprio il cartaceo gli dice che il GSE, la Tesoreria dello Stato, questo mese, nel conto corrente dell'impianto numero tal di tali, ti ha accreditato tot soldi.
quello è quello che legge il settantenne e quello lo sa leggere bene. Così almeno, i conti se sono là cartacei non vanno più nelle strade. Li hanno letti per tutta la vita, è vero o no? Sì che interessante sarebbe su queste cose qua, proprio avere una copia di quell'estratto conto, perché quello dice la verità, la cartina torna sola, i numeri non si cambiano e quando tu leggi queste cose qua, che quell'impianto installato il mese di marzo del 2011 ha funzionato il mese di marzo, aprile, maggio, giugno, 6 mesi, per 6 mesi ti arrivano, queste sono quelle cose che il settantenne legge benissimo e capisce. Perché? Perché si trova nel conto quell'incentivo che lo si vede, lo si tocca ed è concreto. È che credo che poi dopo, al di là dell'incentivo, se non sbaglio Carlotta, sia il risparmio che poi dopo debba fare, cioè quanto può risparmiare una famiglia, perché poi dopo ci sono gli incentivi. Ma ti è mai venuto in mente, non ci danno incentivi, non ci danno nulla, continuerebbe ad essere sempre... Creando cultura, io credo che in ogni caso, a parte che c'è la normativa che impone in ogni caso l'installazione di fotovoltaico sulle nuove costruzioni, i nuovi permessi di costruire, c'è un minimo che bisogna installare che va da 1 a 3 kW per unità abitativa e quindi diciamo che è stata forzatamente creata un po' di cultura, ma secondo me c'è anche una sensibilità che si è sviluppata in questi anni. Chiaramente l'incentivo ha aiutato e ha, diciamo, dato una spinta allo sviluppo di questa sensibilità, però c'è. Io credo che anche se gli incentivi fossero ridotti o tolti, io credo che oramai si sta andando verso quello, anche perché... Indipendentemente dall'incentivo, voglio dire, deve essere una cosa che debba essere necessariamente in qualche maniera catalogata come le priorità di una famiglia. Diciamo che l'incentivo ti aiuta ad ammortizzare l'impianto, intanto, una volta ammortizzato, per chi... quello che l'impianto ti produce ti dà comunque soddisfazione, questo è chiaro. Poi qualcosa abbiamo cercato di fare anche noi come amministratori, io per esempio nel mio strumento urbanistico ho incentivato il fatto di usare il pannello fotovoltaico dando dei bonus, dando qualcosa in più nel settore, diciamo, sì, dell'urbanistica. Ma questo va bene per far partire, Gilberto, ma mi pare che poi quando la cosa diventa appetibile si apre un lavoro molto più importante dove la competitività, insomma, dimezzerà i costi. I pannelli sono un po' calati, la qualità è aumentata, la resa è un attimo, perché vediamo già che la differenza tra il silicio e il tellurio, c'è una differenza di produzione l'uno dall'altro che non è da sottovalutare, perché ci sono degli sbalzi e sono scelti di 2 materiali diversi di pannelli, perciò anche lì si va sempre più verso la perfezione. Ci sono i sistemi, chi fa sperimentazione, lo stesso pannello in Italia, lo stesso pannello a Berlino, lo stesso pannello in un paese nordico, con le stesse condizioni, uno va a vedere come questo pannello si comporta e perciò andiamo sempre più verso alle cose che funzionano meglio, no? Certo. Ecco, sicché io dico, una volta ammortizzato, anche se non ci fosse più l'incentivo, anche, se cosa vuol dire, comunque un ritorno economico c'è. Sì, ma vorrà dire che comunque ci saranno poi tanti concorrenti che faranno tanti pannelli e quindi credo che giustificheranno la produzione e anche un calo dei costi. Certo, sicuramente questo sicuramente... Oggi siamo ancora agli albori. Ma non siamo molto vicini, invece, in realtà, non siamo così agli albori, perché si parla del 2016, arrivare alla Green Party, per cui siamo già vicini e se continuiamo a correre in questa maniera, e anche le nostre aziende italiane, che noi abbiamo sempre parlato della Germania, come partenza del fotovoltaico oppure anche come aziende dove fanno più ricerca, in realtà non è vero. Mi dicevano dei miei colleghi che in Cina si parla veneto quando si vanno a montare gli impianti per le macchine che fanno i pannelli fotovoltaici, per cui abbiamo una tecnologia molto più avanzata qua, si parla veneto da questo punto di vista. Togliendo l'incentivo sicuramente possiamo anche lavorare noi come aziende, dare delle proposte certe ai comuni, dare delle proposte certe alle aziende, perché questo altalenarsi di c'è l'incentivo, non c'è, viene tolto, viene dimezzato, viene crea ansia e sicuramente le banche non finanziano, perché se la banca non sa con quale rientro è prospettato l'investimento, sicuramente la banca non ha la possibilità di... Ci siamo dimenticati una cosa, in apertura io l'ho detto, e sapevo che andava in questo verso, l'onda di Fukushima ci ha un po' emotivamente ci ha un po' lasciato, insomma, tranquilli, nel senso che non se ne parla più e quindi succede sempre così, quando non se ne parla l'accadimento magicamente scompare.
basta che un cane sbrani uno, poi dopo tutte le notizie sono dei cani, io non so quanti cani, adesso anche qua in Veneto c'è gente che va alla ricerca dei cani, no? La Calapia Cani oggi è andato in pensione, cioè siamo facilitoni nella comunicazione, siamo veramente, non so se facilitoni oppure di una commovenza estrema, insomma, una stupidità incredibile. Non è finita quell'onda e allora si parla del nucleare che poteva risolvere il 5,5% della risorsa, no, mondiale, quindi è una stupidata, insomma, per quello che era i pannelli fotovoltaici democraticamente sparsi per tutto il mondo, non dico che poteva arrivare al 100%, però una buona quota ci si avvicinerebbe. Noi pensiamo che a gennaio, queste sono statistiche che dà il GSE... Non spararmela grossa! No, a gennaio la produzione del fotovoltaico è stata il 2% della produzione, 2,2%. Quindi come metà centrale nucleare? Il 2,2% dell'esigenza dell'energia prodotta in Italia, il fotovoltaico nel mese di gennaio. Dobbiamo pensare che il mese di gennaio generalmente un sole basso, inclinato poco e produce poco. Il problema grosso per l'Enel o per i grandi distributori di energia è quando l'impianto produce tanto, per cui a giugno, a luglio e agosto, quando la richiesta di energia è anche superiore nelle fasce orarie che vanno dalle 10 della mattina alle 2 del pomeriggio, quando il costo dell'energia è molto superiore e gli impianti fotovoltaici producono. Questo è un grosso problema per alcune lobby. Se noi pensiamo che a gennaio abbiamo fatto il 2% e sicuramente si parla a giugno di arrivare a un 3-6% della produzione interna di energia elettrica, secondo me abbiamo fatto dal 2007 dei passi veramente da giganti da questo punto di vista. Conto che è una notizia sempre di questi giorni che parlando di rinnovabili in generale, tutto l'installato fino al 2011 compreso, riusciamo ad avere una produzione annua di 94 terawattora. Cioè, questo vuol dire che siamo molto molto vicini a quel famoso 17% di produzione di energia da fonti rinnovabili che è il nostro obiettivo, parlando come azienda Italia, certo, entro il 2020. Poi mi viene in mente, Gilberto, che le tecnologie vanno avanti, ci saranno degli accumulatori che riusciranno a accumulare anche corrente da un mese all'altro. Viva Dio, può darsi che arriveranno. Non poniamo fini, hai capito? Alla fine credo che la corrente sia quello che certo, bisogna per forza consumarla, ma accumulatori ce ne sono già adesso. Mi viene in mente nelle pale eoliche, quando l'accumulatore è pieno, la pala si ferma. Sì. Questo serve anche un po' per contribuire a delle piccole problematiche dell'Enel. Nel senso, noi pensiamo che l'energia prodotta dalla signora Maria, teoricamente, se viene prodotta qui a Bassano e nessuno ha l'esigenza, dovrebbe arrivare fino a Roma, per esempio, al signor Rossi di Roma. In realtà questo non succede. L'energia prodotta dalla signora Maria si ferma alla prima cabina di distribuzione, per cui questo è un prodotto. È un problema che abbiamo non avendo le reti intelligenti oggi. Cosa succede? Che ora come ora si stanno sviluppando dei nuovi sistemi che sono trasformare l'energia fotovoltaica o comunque l'energia prodotta dal calore, immagazzinarla in batterie, come stanno studiando adesso batterie al sale, o trasformarle in idrogeno. Il problema è che siamo ancora un po' agli albori e sicuramente queste tecnologie ci vorranno ancora una decina d'anni. Io credo che lo start è stato mandato, è stato avanti, quindi la bandiera si è alzata, oramai è veramente una corsa a quello che sarà, ci auguriamo, le fonti rinnovabili. So che anche l'Enel però in Serbia, però là sì che ha investito. L'Enel ha investito, ha fatto l'impianto più grande d'Europa, 1 gigawatt, con l'appalto è stato vinto dall'Enel insieme a Terna e grazie, questa volta una ditta italiana farà la fornitura. Sì, ma sarebbe una beffa che noi italiani dovessimo comprare l'energia. Poi noi importeremo quasi sicuramente l'energia dalla Serbia. Questo è... Io non ce la faccio più. No, Gilberto, dimmi la verità, tu che sei sindaco, raccomandaci. Raccomandaci. L'Enel è sempre là dietro, cioè l'Enel è una storia che è lunga, da 63, dopo la SADE abbiamo sempre avuto l'Enel. Vedi, abbiamo trovato un sistema di dare energia all'Enel a basso costo, perché anche nel momento che poi
se la dobbiamo comprare, perché a noi ce la pagano un tot, però se andiamo a comprare, cioè, veramente aiuta, diciamo che aiuta, dai. Gilberto, intanto ti ringrazio, siamo proprio in chiusura, ti faccio gli auguri delle tue cose, un buon rientro a casa tua, bella la tua idea, chissà che domani mattina non si alzi un pirla e che inventi un modo da mettere sulle centraline dell'Enel qualcosa che spari l'energia fino a Timbuktu, e noi ce lo auguriamo e mai dire mai. Ringrazio anche la gentilissima signora Alessandra Carlotto e Stefano Illetterati di Altre Energie. Io vi aspetto ancora qua se voi volete, perché penso che ce ne sia ancora tanto da parlare di energie. Certo. E in qualche maniera, insomma, vi faccio gli auguri di buon rientro nelle vostre case. Per chi invece volesse comunque seguirci giovedì prossimo con Scratch alle ore 20:30, e per quanto riguarda O Bianco o Nero l'appuntamento è per settimana prossima. Buonanotte a tutti. O Bianco o Nero vi è stato offerto da Pasta Zara.